Ciao, benvenuti al quarto episodio di questa partita. Ci eravamo lasciati reduci dalla guerra contro gli ottomani, vinta però con grande fatica e abbiamo stabilità negativa e siamo abbastanza indeboliti dalle ribellioni causate dalla sovraestensione. Siamo anche in debito, quindi si è riusciti a guadagnare le province, però al momento siamo un po' in difficoltà. Allora, non sarebbe una cattiva idea. Cercherò di ridurre al minimo le possibilità di rivolta. Abbiamo qualcuno libero? Allora. Adesso quello che cercherò di fare, dato che l'Austria, vedendoci in difficoltà, ci ha messo tra i suoi rivali, e dato che non è detto che la Francia possa salvarci, adesso l'obiettivo è quello di cercare di recuperare un po' eh, le finanze. Io credo che se riusciamo a ripagare i nostri 6 debiti, che hanno anche un interesse molto alto perché abbiamo stabilità negativa, e allora riduciamo il mantenimento della flotta, prima cosa. Se appunto riduciamo i debiti, la sovraestensione, e poi che cosa dobbiamo fare ancora? E annulliamo l'esaurimento di guerra, che impiegherà un anno più o meno, un anno e mezzo ad azzerarsi. Penso che potremo cavarcela. Ho capito perché non riuscivo, non riesco, volevo vendere questa provincia, dato che non posso venderla a costoro, che per qualche ragione non hanno interesse strategico nella provincia. Pensavo di rivenderla agli algerini perché se no diventa davvero troppo alto questo valore. E non so neanche se riuscirei a resistere a tutte queste rivolte. Però non posso venderla finché ci sono i ribelli. Allora intanto iniziamo a sconfiggere questi achei. Anche a Venezia c'è rischi rivolti, incredibile. Perché? Overextension e stabilità negativa. E recuperare anche la stabilità sarebbe importante. Non sarà facile. Ma no, è proponibile. Questi eretici sono pronti. E dovremo quindi tenere... Mio Dio. I mercenari al nostro servizio, perché sennò rischi di fare una brutta fine. Allora, però, il diplomatico non lo possiamo sprecare così. Che facciamo? Lo possiamo... Com'è qua? E ci vorranno ancora 2 anni. Il tempo è raddoppiato perché abbiamo perso il diplomatico che lavorava presso noi. La nostra corte non lo posso sostituire ora perché siamo messi male come finanze. L'unica nostra consolazione è che non siamo gli unici messi male. Abbiamo perlomeno rovinato le finanze anche agli ottomani. E vedo che in generale ci sono un bel po' di guerre in giro. Allora, adesso dobbiamo attaccare senza indugi perché se scoppia un'altra ribellione
vorrei evitare di trovarmi troppi ribelli insieme contro di me. L'obiettivo adesso è aumentare il prestigio, cosa che sarà abbastanza difficile nei prossimi, almeno nella prossima. Insomma, a breve, almeno a breve sarà difficile. Mio Dio. Mi trovo leggermente in difficoltà. Come vanno i traffici qua? Tra l'altro, certo, la sovraestensione riduce anche drasticamente gli introiti del commercio. Quindi io direi che conviene mandare queste navi a pattugliare Venezia, che non soffre di questo problema. Mentre le altre province siamo scomparsi praticamente. Meno... No, dove siamo finiti? 59%. Molto male. Però per fortuna le nuove province che abbiamo annesso fanno parte del nodo commerciale di Ragusa. Le prossime conquiste che voglio fare sono sicuramente quelle di questa zona. Quindi se riuscissi... c'è anche il prossimo cardinale è già fedele a noi perché è nativo di Venezia, Alvise. Quindi abbiamo buone speranze di diventare controller della curia. Sarebbe davvero un bel vantaggio. Io non so bene cosa fare invece. Io pensavo di... che introiti abbiamo? 0 e 0. Perderemo... Volevo sistemare l'armata, invece verrà distrutta. Abbiamo perso pure il generale. E vabbè, che speriamo che questo sia migliore. No, peggiore. Vittore Loredan. Ecco, nel frattempo potremmo iniziare a fare qualche esplorazione geografica. Io a questi ribelli mi arrendo, anche se perdo prestigio così. Cioè vado proprio contro il mio obiettivo. Ecco, veramente. Non posso spendere troppi soldi, quindi è meglio perdere un po' di prestigio. Scompariranno anche questi? Non vorrei perdere il prestigio 2 volte. No, bene, scomparsi tutti. Ok. Pensavo allora magari di cercare di reclamare Ragusa. Nel frattempo che aspettiamo per l'annessione. E mettiamo anche, selezioniamo come rivale questo staterello molto utile. Togliamo magari il Marocco, che adesso non è più tanto interessante per noi, così magari c'è meno rischio di essere scoperti. E ci vuole impegno contro questi serbi.
non hanno alleati. L'ideale sarebbe stato attaccarli subito, ma non siamo assolutamente in grado. Per fortuna un anno eccellente ci dà un po' di manodopera in più. Bravi, bravi. Dobbiamo ringraziare le donne veneziane per partorire così tanti combattenti. Qui invece vogliateci bene, pontifici. Qui siamo davvero finanze in caduta libera. Facciamo così, guarda. C'è uno stato al mondo, cioè che uno stato, una provincia che non soffre di alto rischio di rivolta in questo momento. Andiamo in Dalmazia. Vado in Dalmazia perché non posso spendere così tanto. Riduco, anzi vado a Corfù. A Corfù non c'è rischio. Ma sì, andiamo a Corfù. Ecco, così abbiamo il bilancio in positivo almeno. Rischio rivolta 0%. Cioè proprio così. Dobbiamo cercare di ripagare quei debiti che hanno degli interessi imbarazzanti. Però del resto non posso ancora sbandare tutti i mercenari perché... Allora iniziamo magari a reclutare qualche... la Scozia dichiara guerra all'Inghilterra, ma siete pazzi? Ecco, si sono trovati mezzo mondo contro. Addio Scozia. Allora, anche la Francia. Qui è una gara con la Francia. Speriamo bene. Dai Cardinale, entra a far parte di questo. Intanto qua Genova sta sottomettendo Milano. Questi qui sono pazzi. Spero non li annettano. Vabbè che non ci odia Genova, no? Ci vuole anche bene. Però non voglio che si creino troppi stati potenti. Già si è espanso molto lo stato della Chiesa. Ah! Questo non è male adesso. Spendere un po' di meno. L'altro addirittura, non questo. Abbiamo più diplomatici, meno stabilità che vabbè. Più leader. Ottimo. Prestigio. Possible advisors. Dai, magari ci capita anche un advisor decente. Ecco. Adesso, come prima cosa, recluto. È una follia mandare solo una nave. Ne mandiamo almeno una anche pesante. Come sono a velocità le navi? Quali sono le navi più lente, più veloci? Allora, Caracca. No, dov'è la velocità? Amount. Tutte veloci uguali, no. Ah, ecco, speed. Questi erano i brigantini, avevamo capito, e sono i più veloci, poi le galee. Quindi facciamo così. Meglio avere navi veloci. Prendiamo 3 galee.
la Santa Maria la Pinta e come si chiamava la terza, e mandiamo il nostro nuovo esploratore in giro per il mondo. Cerchiamo di conservarlo questo primato. Qui se avessimo pure il terzo non sarebbe affatto male. Com'è che saliamo ogni mese? Beh, meno di uno al mese. E l'overestensione, grazie per me, sarebbe sovraestensione forse, semmai. Allora, possiamo scegliere tra più advisor, credo. No. Come no? Non abbiamo possible advisor più 2. Il possible advisor in più era quello... questo? Ma a me non sembra che abbiamo... forse a fine mese. Eccoli qui. Un inquisitore. Text, naval, navigator, commandant. Non c'è quello che volevamo. Così non va bene. Quant'è che spendiamo al mese? 3. Spenderei quindi 0,3 in meno se cambiassi. No, vabbè, allora teniamo questo. Questo direi che non è ancora il caso di averlo. Allora, abbiamo il diplomatico. Il diplomatico. Mandiamolo alla curia a sto punto. Cerchiamo di mantenere... Allora. Ecco, questi qui li dobbiamo cancellare. Non posso stipendiare tutta sta gente. Però siamo un po' debolucci così, Nuovo papa. Non so bene che cosa modifichi il nuovo papa. Cioè il fatto che ci sia un nuovo papa. Allora. Ecco, se scoppiasse una rivolta adesso sarebbe un evento leggermente negativo che preferirei evitare. Dove sono le nostre galee? Ah, allora gli facciamo fare una sosta a Ifni. Vedo che sono un po' stremate al viaggio. Vabbè, mica troppo. I mamelucchi vanno alla conquista di Cipro. Non ci interessa molto. Questi non si imbarcherebbero per via del morale così basso. Ora sì. Quindi noi li imbarchiamo temendo rivolte. Ecco, ora spingiamoci un po' più in là. Non possiamo andare più in là. Solo provincia per provincia. Madeira, che produce zucchero. Vediamo un po' come va il commercio globale qua. Tipo lo zucchero nessuno lo produce in quantità. La Castiglia. Il Portogallo ha 2 province che producono zucchero. Ah sì? Ma sono contento che facciano guerra, magari potranno pensare di meno alle esplorazioni. Aspetta, adesso c'è la mappa, in effetti. Però non ho capito. Ah, ecco, Madeira, Canarie. Boh. Però non si sa bene il Portogallo. Forse anche qui producono zucchero? O è già arrivato in America quello lì? E ci ha rubato il cardinale. Tanto come va qua?
Vabbè, dobbiamo aspettare ancora un attimo. Non posso non avere proprio un esercito. Vabbè, invece posso. Mi piace rischiare. Vediamo. Ecco, ora le finanze già vanno un po' meglio. Bene. Andiamo ancora un po' oltre. Sti miserabili. Non posso dichiarare guerra anch'io in questo momento di gran difficoltà per loro. Hanno ancora una flotta? Sì. Cioè, è anche più potente la nostra in oceano forse. Nel Mediterraneo li batteremo noi se riuscissimo a portarci. No, tra l'altro questa provincia mi sa che è un centro di commercio. Come si chiama? Bah, potrebbe darsi. Tanto tu fai il tuo solito giro. Qui intanto stiamo... qui stiamo quasi annettendo. Penso che sia meglio prima che ci scappi... perché adesso sono... Ah, giusto, perché non abbiamo più un esercito. Mi sembra una buona ragione. Facciamo ancora un po' di scoperte. Cavolo, noi miglioriamo le relazioni e loro ci odiano di più, ma che simpatici. Allora, dato che è ottobre, annetteremo un vassallo. Vediamo cosa fanno di Milano. Ma dato che annettiamo un vassallo, mando già l'altro diplomatico. A occuparsi dell'altro vassallo, no? Così. Fine mese, perché non intendo però infatti quello che non intendo non vorrei che si realizzi invece. Perché se un momento, mando prima questo, poi vi spiego. Se annettiamo questo, che adesso si annetta anche più velocemente, prima di iniziare l'annessione dell'altro, poi l'altro, vedendo che l'altro è stato annesso, avrà una peggiore stima di noi, non vorrà più saperne niente. Cavoli, ci è arrivato quello giusto. Allora, però aspetto un attimo perché appunto non voglio... No, dov'è? Non voglio annettere troppo velocemente. Qui come va? Ecco, abbiamo scoperto un'altra provincia. 21. Possiamo anche andare un po' più giù. Direi che ci conviene fare qualche colonizzazione qui. Avere 3 diplomatici non va mai male. Però qui la Francia ci ha superati. Se si prendono anche questo. Allora, vediamo un po'. Ancora un mese. Ottimo. Ce la facciamo. Oh, bene, possiamo pagare un debito, l'altro no. E gli altri 2 no. Sono già passati 5 anni.
quindi dovremo subire un aumento dell'inflazione. E vabbè, questi evidentemente non ci riusciamo. Dobbiamo estenderli. Foreign plots. Oh mio Dio. La cosa peggiore è perdere tradizione repubblicana, però dato che siamo già così messi male, dobbiamo accettarlo. Tra l'altro, cavoli, se aspettavo un momento potevo pagare i debiti. Vabbè. Che cosa si può costruire? L'armeria. Ma per il momento ci accontentiamo di un'armeria sola. Torniamo qui. Allora, qui siamo al 97%. Reclutiamo questo buon uomo. Allora, e poi richiamiamo subito i due simpatici amici. Allora, annettiamo il vassallo. Non ci dovremmo impiegare troppo tempo, grazie al nuovo advisor. Potremmo anche dichiarare... Che alleati ha il Portogallo? Inghilterra e Aragona. L'Inghilterra è impegnata nella guerra contro la Scozia, la Francia, Armagnac. Aragona è sopraffatta dagli spagnoli. E se io mi prendessi qualche provincia del Portogallo, tipo quelle che non ho ancora scoperto, ma che in realtà so che ci sono? Se riuscissi però prima... Monte Nuovo. Ah! Oh oh oh. Per 100 anni abbiamo -2 di interessi. Monte Nuovo. Il sistema originale di prestiti in Italia era un fondo joint stock. Questo è un termine tecnico. Credo che sia deposito. Insomma, penso che vediamo cosa vuol dire. Dove ogni cittadino, un fondo, insomma, dove ogni cittadino doveva lasciare una certa quantità di denaro in cambio di interessi, chiamato Monte Vecchio. Ah sì? Nella metà del XV secolo i banchieri veneziani introdussero un pagamento minimo garantito di interesse ai creditori, insomma, che aumentava che aumentò il monte, amount, no? la quantità di denaro che il popolo, le persone volevano appunto depositare in banca. Questo Monte Nuovo fu estremamente pieno di successo e finanziò molte guerre di Venezia. Cosa dobbiamo fare? Introdurre i prestiti o combattere invece l'inflazione? Ma certo che introduciamo i prestiti, anche perché questo ci diminuirà non poco i costi. Allora, quando è che finiscono questi debiti? Agosto, sì. A breve dovrò ripagarne altri.
giusto, tra l'altro dovrò aumentare il mantenimento della flotta. Appunto, io ho il casus belli di conquista contro... No, non di conquista. Colonialismo. Per prendere Rio Oro. Beh, non posso farlo subito, però... Se questa guerra del Portogallo... Ah, Genova si è presa davvero Parma. Durasse ancora un po', potrei pensarci. Ah, finalmente possiamo anche aumentare il colonial range e diminuisce così anche il costo delle galee. Possiamo così spendere un bel po' di potere amministrativo per fare di questa una provincia nazionale. Allora, intanto cerchiamo di migliorare le relazioni con l'Austria. Ecco, dovremmo anche cercare di avere dei claim. Mio Dio. Oh, bene, abbiamo integrato Corfù e perdiamo 10 di tradizione repubblicana per questo. Adesso la tradizione repubblicana è un po' bassa, troppo bassa. Allora, a Corfù adesso però integrate, c'è un rischio di volta pazzesco. Già, dov'è che non c'è rischio di volta pazzesco? Da nessuna parte. Però dai, possiamo. È già una provincia nazionale, però si vede che è la cultura che non è accettata. Ma davvero non c'è una provincia che non abbia un rischio di volta fantomatico? Andiamo a Nasso. Devo rifugiarmi dai vassalli per salvarmi. Allora, ho visto, cos'è che ho visto? Ho un militarista sto papa. Proprio un bravo papa. Fa proprio quello che tutti i papi dovrebbero fare. Cerchiamo di migliorare anche le relazioni con la Francia. Allora, qui possiamo riprenderci questo cardinale, speriamo che presto avremo possibilità di usarlo. Vabbè, adesso i costi qui non sono più altissimi, credo sia meglio puntare sulla flotta. Dobbiamo recuperarla per scoprire magari anche le zone. No, da dove partiamo? Più che altro non so se possa essere conveniente attaccare il Portogallo, perché in effetti se riesco a prendergli queste, cioè a bruciargli la colonia e a prendere queste due isole, si troverà un po' in difficoltà. Invece non riesco non ho capito esattamente perché. Sono circondato dai nemici. Per fortuna questi sono nemici anche tra di loro.
Quindi non mi attaccheranno insieme, immagino. E invece mi chiedevo perché la Tunisia non avesse interesse strategico a prendersi questa bella provincia alla fine. Tra l'altro, io ho pensato magari perché per via della cultura, però il gruppo culturale è lo stesso. La cultura però è diversa, ma loro hanno già una provincia di questa cultura e se ne aggiungessero un'altra diventerebbe pure una cultura accettata da loro, adesso non è accettata, però se accettassero la mia offerta avrebbero pure un'altra cultura accettata, quindi sarebbe doppiamente conveniente per loro, ma non sembrano intenzionati. 60. Perché non so, se non la integro. Boh. Però... boh. Vediamo se non l'accetta ancora. Tunisia, sei sicuro che non ti interessa sta bella provincia? No strategic interest. Un'alternativa sarebbe ridarla, ma mi sembrerebbe proprio di essere un idiota, sti maledetti. Mi pagherebbero 20 ducati. No, è davvero indegno. Ma sì, dai. Integriamola. Ne ricaveremo vantaggio nel caso annettessimo anche la Tunisia. E intanto con il diplomatico cerchiamo di finire il nostro piano malefico di avere i claim su queste 5 province che vorrei annettere. Aie, il Portogallo è in pace. Si era pacificato. Però i suoi alleati sono ancora in guerra. E che flotta ha il Portogallo? Ha mantenuto la flotta, immagino. O la Castiglia è riuscita... No, è riuscita la Castiglia a distruggerla? Ti prego, ti prego, ti prego. Non lo vedo, vediamo. Ha perso 2 navi pesanti. Sì, deve aver subito una sconfitta. Però non è stata certo distrutta. No, infatti è qui. Però basterebbe che mi munissi di altre 2 navi pesanti anch'io. Com'è il nostro limite di ma no, siamo già abbastanza oltre, fuori limite. Ecco, invece riguardo le prossime idee, il gruppo di idee nazionali, io pensavo alle idee religiose, che ci danno casus belli, missionari, stability cost, vabbè. E soprattutto, ecco, aumentano la potenza dei nostri missionari, il che sarebbe molto importante. E anche le migliori relazioni a lungo termine. Appena riusciamo, i cavalieri ci offrono un'alleanza. Ah, giusto che noi ne abbiamo una in meno delle possibili. Ecco con chi volevo allearmi. Un momento. Aspettiamo la fine del mese, come al solito. Finché avremo l'amicizia alla Francia, guarda che potenza, non avremo molto da temere. Intanto, accidenti, l'Austria. Questa partita non va tanto bene. Guarda l'Austria come è diventata potente.
facciamo un ultimo reggimento qua. Volevo allearmi, se possibile, con la Polonia. Con chi in guerra, però? Gente di poco conto. Però... ecco, non ho più War Exhaustion. E io direi di allearmi con la Polonia, perché penso che la Polonia, che governa anche sulla Lituania, può esserci d'aiuto sia contro gli ottomani sia contro l'Austria. Secondo, potrebbe essere un buon aiuto. Però non gli chiedo subito alleanza, solo quando voglio entrare in guerra con lui. In guerra con la Castiglia e sta perdendo. Sì. Però non credo dovrà cedere molto. Invece l'Inghilterra se la cava maluccio contro sti ribelli eretici. Boh. Che cavolo ho fatto? Ho perso un mese. Vabbè, mandiamo di nuovo il diplomatico. Poi in ritardo. Io preferirei sì ingrandissero gli stati piccoli, invece sono sempre quelli grandi che hanno la meglio. Allora, queste gli facciamo scoprire prima questa. Brema è stata annessa all'Anso. Adesso hanno 5 province molto ricche, credo. 8, 6, 10. Tranne questo. Si dichiarare guerra al Portogallo, sai che potrebbe essere una buona idea. A ottobre. Potrebbe. Però rischio che intervengano dei tipi poco rassicuranti. Inoltre non ho ancora ripagato tutti i debiti, il che non è che mi sia di gran conforto. Forse ho troppi nemici a casa per... E tu mi sei andato qui, ma non ho mai scoperto la provincia. Scoprila, no? È così difficile? Voi andatevene, isuli. Vabbè che adesso magari un po' è diminuito il rischio di rivolte. Però c'è ancora. Soprattutto per la stabilità. Dobbiamo dare una sistemata alla Serbia. Dov'è? Com'è come esercito sta Serbia? Non credo sia debolissima. 9.000 uomini. Appena passo di livello gli faccio un bel attacco. Oh, bravo. Hai capito come funziona. Vediamo se producono zucchero davvero. No, pesce. E allora dove lo producete lo zucchero, portoghesi sciagurati? Questa è una bella domanda. Abbiamo visto che producono zucchero in 2 province. Sugar. No, 10%.
Ma sembrerebbe in due poi. Magari anche in più di due. Quante province avete? Non si capisce. Dobbiamo scoprire l'America il prima possibile. Perché se no viviamo ignari di quello che succede. Scusate. Come va qua? Sembra che vada piuttosto bene. Il nostro agente è stato scoperto dai serbi. C'è stata pure una rivolta poco preoccupante in realtà. Però meglio che non si espanda. Perciò oh, bene. Adesso è sicuro ci sarà, ecco, qualche miglioramento. Ah, gli ottoni hanno trovato la scusa per attaccare Bisanzio. Non mi dispiace. Oh mio Dio, però si sono ricreati una bella flotta, hanno imparato dalla sconfitta, Dove sono? Ah no, scherzavo. Avevo visto una super flotta da quelle parti. Come va? Possiamo ripartire? Allora, dove sarà l'America? Proviamo ad andare di qua. O forse di qua. Calmi. Ecco di qua, andiamo di qua. Ecco, qui possiamo già... E facciamola sta cosa. Hanno già distrutto le mura, ma perché siamo sempre così sfortunati? Dove estensione all'80? Beh, adesso dovremmo andare a livelli accettabili. Penso che potremmo già tentare l'attacco. Questi sono poco numerosi. Ah, Milano ha formato la Repubblica Ambrosiana. Chi ha visto il tutorial ne sa qualcosa. E quindi noi avremo un casus belli. Boh, vedremo. Intanto abbiamo ingaggiato il nemico. Che abbiamo sconfitto in maniera davvero indegna. Per fortuna abbiamo perso più che altro i mercenari. Però, oh. Voi via. Oh. Boh. Ottimo, la tessaglia è molto importante che sia una provincia nazionale, probabilmente mandiamoli in Francia questi.
facciamo tornare questo, che invece mandiamo a fabbricare l'ultimo claim da queste parti. Allora, naturalmente io non posso andare da nessuna parte finché non... perché? Ecco, io sono molto propenso a dimenticare le flotte. Ma facciamogli fare un altro. Arriverà a dicembre. Qui sono 9000. Non posso fabbricare altro esercito perché... Ok, qui siamo tutto sotto controllo. Possiamo anche iniziare la guerra, in teoria. Ci sarebbe utile per migliorare il prestigio. Genova ha dichiarato guerra alla Crimea. I genovesi sono proprio impazziti. Beh, è bello che in questa partita con Venezia Cipro non esiste più. Ecco qua. Beh, la via l'abbiamo scelta giusta. Speriamo di riuscire a portare a casa le navi. Non vorrei certo perderla. Soprattutto non vorrei perdere l'esploratore. Vediamo adesso il limite di supporto della flotta. Non è aumentato. Non è aumentato, appunto. Pensavo che conquistando così tante province navali... Ce lo dice qual è? Militarmente, manpower. Base value dai porti. Vabbè. Speravo aumentasse di più comunque. Comunque adesso abbiamo dei guadagni abbastanza accettabili. Sti ribelli sono ardui, Cosa pensate invece della guerra? Ah bene, fatti fuori. Mi sembra più che mai opportuno averli fatti fuori. Qui perdiamo quel poco di manodopera che abbiamo. E anche l'Epiro integrato. Ottimo. Questi sono in guerra con la Castiglia. Noi potremmo dichiarare guerra. È l'ultimo momento che abbiamo per dichiarare guerra al Portogallo. È abbastanza opportuno come momento. Ah, tra l'altro in guerra. Però al fianco degli inglesi. Con chi in guerra? Con la Francia anche. Non credo che gli aragonesi li aiuterebbero. Vediamo di capire un po' che situazione improbabile è mai capitata. Ok, Bisanzio non esiste più salvo imprevisti davvero grossi. Il Portogallo dov'è? Sta perdendo. Beh sì, è una guerra tipo tra Scozia e Francia e Inghilterra e Portogallo. Questa è la situazione. E questa... Allora, io credo che se dichiarassi guerra, l'Inghilterra li aiuterebbe, perché è già in guerra insieme a loro.
e quindi è costretta a entrare. Invece Aragona li abbandonerebbe. Però l'Inghilterra ha una flotta, niente male. Dov'è? Esattamente. E la prima flotta al mondo, giustamente. La Castiglia è la seconda come potenza, perché poi ci siamo io e il Portogallo, direi. La Francia invece è stata affondata. Ok. Però di sicuro non hanno esercito. Ah no, non è di sicuro, però probabile che non abbiano. O ce l'hanno. Un po' di esercito. Neanche noi ne abbiamo, devo constatare. Però vediamo, il Portogallo magari ne ha ancora di meno, ne ha 2000 uomini. Perciò se chiedessi l'accesso militare, Papal Election, giustamente potrei addirittura no, non posso scomunicarli. Il Papa gli vuole troppo bene. Questi malefici. Invece la Serbia non posso perché non è neanche. Non c'è qualcuno. Vediamo chi potrei scomunicare. Mi piace questa cosa di essere il controller del Papa. Allora. No, non hai capito. Ecco, queste sono le opinioni. Tipo potrei scomunicare Firenze. La Provenza, Napoli. Napoli, eh? Io a Napoli mi vorrei prendere queste belle province. Prossimamente. Beh, comunque non posso far niente contro il Portogallo. In questo senso. Neanche chiamare crociati contro loro. Però appunto potrei usare l'unico casus belli che ho al momento. I debiti non mi preoccupano più di tanto. Se vincessi la guerra guadagnerei anche prestigio e magari recupererei così stabilità. Le navi arrivano, siamo salvi. Appunto non è una cattiva idea. Tra l'altro qui non sono tante le province portoghesi, sono 7. Solo 7. Che rischi di rivolta c'è una roba? Da un lato la situazione interna è ancora precaria e questo non consiglierebbe di fare guerre. Dall'altro l'occasione è più che propizia. E sarebbe come liberarsi da una minaccia per la colonizzazione. Vabbè che rimarrebbe la Castiglia. Però la Castiglia sembra un po' più lenta al momento. Loro quante ne hanno? Già 2 come noi. No, noi ne abbiamo già 3. Siamo i più avanti. Chi avrebbe mai detto?
Beh, quindi io penso quasi quasi di dichiarargli guerra. Tipo chiedo, dato che non ho ancora fatto l'alleanza con la Polonia, che dovrei fare tra l'altro, il prima possibile. Però chiedevo l'accesso militare alla Castiglia. Però potrebbe essere troppo tardi. Forse mi conviene dichiarare subito guerra. Cavolo, siamo velocissimi ad annetterli. Dichiaro subito guerra al Portogallo. Probabile come decisione. Poco. Dite poco, probabile. Poi approdo tipo con l'esercito in Francia. Poi appena approdato scoppiano 30 rivolte e sono rovinato. Facciamo così. Non voglio rivolte. Grazie. Va bene, dai. Allora ci prepariamo. Fine al mese. Inizi una cosa e ne finisci un'altra. Qui quanto ci si impiega? Lasciamo un attimo. No, non è una buona idea lasciare un attimo. Vabbè dai, io chiudo qui, già qui, questo episodio e nel prossimo penso proprio che dichiareremo guerra a questi malefici portoghesi. Va bene, al prossimo episodio.